C'è una signora che va dal medico e ci dice: dottore, io a mattina mi sveglio che sono bagnata da qua all'ombelico. Chi può essere? Signora, forse che lei si va via. Dice: no, io non mi avevo avviato mai. Signora, forse lei suda. No, nella stanza avevo un climatizzatore. Perfetto. Signora, forse suo marito ci viene qualche fantasia la notte. La quale, io avevo 75 anni, manco ci va a stare là a stare a gitta, appena si cucca, studia a baciù e si addormisce, e da la segheria. Dice: signora, io per dirle che cosa ha lei mi deve portare un po' di questo liquido, lo devo analizzare. E la signora ci ho bagnata. Il medico l'ha analizzato e dice: guardi signora, è saliva. Quindi o lei si va via, o suo marito non è così vecchio come dice lei. Io ci stai dicendo che mio marito ha 20 anni che sono scudato, quindi non posso dire mio marito. Io non me va via. Se allora signora tenesse l'occhio aperto stanotte, quantomeno capisce da dove viene. La signora fa finta di addormentarsi, un marito si cucca su da baciù e apre la segheria, la signora l'occhio come i piatti e alle 4 di mattina si riaccende la baciur di lui, il quale da un cassetto esce una rivista che si chiama Playboy, dove ci sono tutte le conigliette, e sfoglia e dice: chi sta sì che è una femmina? No tu! No! Ma no, ma povera donna, lasciamo stare, vabbè.